Migranti all'Appiano, vertice in prefettura, trovata la soluzione per i 20 stranieri che hanno vissuto nel parcheggio. Il sindaco arringa, anche se liberiamo il parco, in pochi giorni torna a riempirsi. C'è un passaparola per essere vicini alla questura e all'ufficio immigrazione. Chiederò se è possibile di spostarlo vicino all'ex Serena. Dopo la rissa in piazza Bucellati, stop all'evento Domenica Italiana. Gli organizzatori hanno deciso di fermare l'evento per le prossime 2 settimane, ma Conte vorrebbe sospenderlo definitivamente. Oltre 10.000 persone a Padova per i funerali di Giulia Cecchettin nel giorno del lutto regionale, lacrime e commozione. All'uscita della bara applausi e un emozionante muro di rumore. Amore mio, grazie per questi 22 anni, ti immagino abbracciata alla mamma, le parole di Papagino dall'altare con il monito agli uomini sull'amore. Il ministro Valditara e il suo discorso sia inviato alle scuole. C'è chi ha fatto rumore durante il Consiglio Comunale e chi ha scelto da negoziante di interrompere l'attività durante il funerale, il lutto nella Marca con le bandiere a mezz'asta nei palazzi delle istituzioni. Oggi lo sciopero di medici e infermieri, a Venezia la manifestazione dei camici bianchi per denunciare lo stato di crisi della sanità pubblica. Dall'allarme bomba a denunce di rapine e furti e spaccio di droga, tutte in zona Castelfranco, ma si trattava di falsi allarmi. Una studentessa 18enne scoperta dai carabinieri. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, questi i titoli di oggi, lo avete sentito, gli oltre 20 stranieri che negli ultimi 3 mesi hanno pernottato nel parcheggio interrato della Cittadella Appiani saranno distribuiti nei prossimi giorni negli 8 centri di accoglienza straordinari della Marca, suddivisi in particolare tra la caserma Serena, la Zanusso di Oderzo e gli altri centri di Vittorio Veneto, Fonte, Treviso, Mogliano Veneto, Zero Branco e Ponzano Veneto. Qui potranno trascorrere le gelide nottate invernali invece al caldo. È quanto deciso nel corso di un vertice che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, presso la prefettura di Treviso e a cui ha preso parte il prefetto Angelo Sidoti, il viceprefetto Antonello Rocco Bertoni, il sindaco di Treviso Mario Conte, l'assessore Gloria Sernagiotto e Monsignor Mauro Motterlini e Don Bruno Baratto per la diocesi di Treviso, oltre ovviamente a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Trovato una soluzione dunque nel caso scoppiato dopo la morte di Mandip Singh, il 32enne cittadino indiano morto per un infarto nella notte tra venerdì e sabato mentre si trovava nel suo giaciglio nell'interrato del parcheggio appunto, ed era arrivato nella Marca solo pochi mesi fa e ieri molti altri ospiti del parcheggio Appiani avevano manifestato proprio di fronte alla prefettura di Treviso. Il problema però rischia di ripresentarsi, ne è consapevole il sindaco Conte che ieri sera al Ring ha parlato anche di un'ipotesi estrema. Vedrete che in queste ore siamo riusciti a liberare il parcheggio, ma nei prossimi giorni continueranno ad arrivare. Ma questo, è diventato quello un punto di riferimento, quindi evidentemente è un'indicazione precisa. Che evidentemente, vista la vicinanza della questura, dove loro sono interessati ad andare per questioni di documenti, si passano la parola e lì trovano quantomeno un rifugio. Io chiederò anche nelle prossime ore se sia il caso di spostare per esempio l'ufficio immigrazione della questura, magari dirottarlo in un altro spazio che consenta di avere vicino per esempio la caserma Serena. E proprio in queste ore la prefettura di Treviso ha avviato una nuova indagine esplorativa per reperire strutture per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati per complessivi 450 posti. In particolare la prefettura è alla ricerca di 100 posti di accoglienza in unità abitative indipendenti, 300 posti di accoglienza in centri collettivi, 50 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Gli operatori interessati potranno manifestare la propria disponibilità entro il 19 dicembre 2023. Ed ora siamo alla cronaca. Un 16enne è stato brutalmente aggredito da una decina di giovani nei pressi della stazione delle Corriere di Treviso. Contusioni e tanta paura per il minorenne. Gli autori del pestaggio sono invece scappati.
Ore 8:30 un gruppo di ragazzi, almeno una decina, hanno accerchiato e poi aggredito uno studente di 16 anni. Momenti di paura a 2 passi dalla stazione dei treni e delle corriere in via Roma. È l'ennesimo pestaggio. A lanciare l'allarme sono stati proprio alcuni testimoni che hanno assistito all'aggressione selvaggia. Sembrava quasi una spedizione punitiva, dicono alcuni ragazzi che disapprovano questi episodi di violenza. Non ci sta. Non dovrebbe succedere. Sono un po' fuori di testa. Secondo me si dovrebbe parlare con una persona invece che alzare le mani. Chiamati i soccorsi, gli aggressori sono scappati senza lasciare traccia. Forse le telecamere potranno aiutare la loro identificazione. L'ultimo episodio era accaduto il 18 novembre, quando un 17enne di Casale sul Sile, che aveva negato una sigaretta a un giovane, era stato accoltellato ad una mano nella galleria che collega via Roma alla stazione delle Corriere. Soccorso era stato dimesso con una prognosi di 2 settimane. Giorni prima un 18enne era stato inseguito da un gruppetto di giovani con cattive intenzioni, ma il ragazzo aveva fatto in tempo a rifugiarsi in un locale. Gli episodi violenti non sono una novità, anche se i commercianti non ci stanno a far passare il quartiere in un luogo di degrado. Questa è una cosa che può accadere ovunque, non ci siamo accorti. Se dopo passa quell'attimo che escono tutti dalla scuola, ma i due si azzuffano, ma qui proprio non sto vedendo questo. Dopo succede il sabato pomeriggio, la zona è presidiata dalle forze dell'ordine, che è una cosa egregia. Sono fenomeni che accadono parecchie volte, soprattutto il sabato pomeriggio, quando si trovano tantissimi ragazzi, fanno gruppo. Comunque la polizia qua stanzia tantissime volte qui di fronte, però non è sufficiente. Vigilanza della MOM e pattuglia della polizia ferma nel piazzale delle Corriere. Nella stazione il presidio sicurezza scongiura che avvengano altre risse. Sono aumentati i controlli? Sì, soprattutto in questi ultimi anni qua sono aumentati molto i. Dopo la rissa dell'altra sera in piazzale Burchiellati, stop alla Domenica Italiana. Gli organizzatori dell'aperitivo musicale, l'Osteria al Bottegone e i locali vicini hanno deciso di fermare l'evento per le prossime 2 domeniche. Intanto il sindaco Conte, ieri sera ospite a Ring, ha annunciato la volontà di contattare la questura e sospendere la manifestazione. Ti dispiace? Perché il sacrificio lo dovranno fare tutti quei giovani per bene che invece si trovavano al Bottegone semplicemente per festeggiare o per incontrarsi. Ecco, per colpa di pochi la festa non si farà più. Il sindaco Conte è perentorio. Dopo la rissa di domenica sera in piazzale Burchiellati, stop ad eventi come Domenica Italiana, l'aperitivo musicale organizzato dall'Osteria Bottegone, Indimenticabile Caffè e Neps. Ma prima ancora che si attivi la questura, sono gli stessi organizzatori a bloccare la festa, facendo calare il silenzio per le prossime 2 domeniche, in quanto, si legge in una nota dell'organizzazione, ci rifiutiamo di credere che la libertà al lavoro e la libertà alla socializzazione di tutti sia tarpata da pochi. Se 2 domeniche saranno sufficienti lo si saprà nei prossimi giorni. Quel che è certo è che fino a 3 giorni fa le 11 serate della Domenica Italiana si erano svolte in sicurezza e tranquillità. Ora, a causa di pochi esagitati, viene messa a repentaglio l'intera manifestazione. Bisognerà allontanare questi elementi, ovviamente. Diciamo che lo spirito con il quale è nato questo evento è tutt'altro e quello che è successo non lo rispecchia. Speriamo di poter parlare con il sindaco affinché ci sia magari un'altra via, non per forza chiudere, perché se iniziamo a far chiudere tutti i locali e dopo io mi auguro che si possa trovare un'altra via, magari limitare questo genere di eventi sicuramente, però non sospenderli completamente. Ed ora andiamo a Padova per il commosso addio del Veneto a Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina. L'ultimo saluto alla 22 anni uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La nostra emittente ha seguito la lunga mattinata dalla partenza del feretro dall'obitorio fino all'emozionante saluto dei 10.000 radunati in piazza.
Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la Basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare quell'amore. Dal mattino il sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le lezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del Veneto Luca Zaia, dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide, le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. In molti si avvicinano al banco dei Cecchettin al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo i cui lineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. Non odio ma speranza nelle parole di Gino Cecchettin che si è rivolto agli uomini, alla politica e soprattutto alla sua Giulia. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce il dialogo, un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, ad una sessualità libera da ogni possesso e all'amore vero che cerca solo il bene dell'altro. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome,
Trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo non aiuta ad abbattere le barriere. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che strette insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi tre che siamo rimasti vi promettiamo che un po' alla volta impareremo a muovere i passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato. Anch'io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare. Ecco, voglio sperare insieme a te e alla mamma. Voglio sperare insieme ad Elena e Davide e voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti. Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare e voglio sperare che produca il suo frutto di amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio. Nella chiesa di Saonara, per il momento di preghiera prima della sepoltura di Giulia, le toccanti parole della sorella Elena che ha voluto tracciarne un ricordo intimo. Giulia era buona, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Giulia amava la letteratura inglese, Jane Austen, e voleva andare a vedere la brughiera. Giulia si dimenticava sempre le chiavi e una volta, tentando di scavalcare il cancello per entrare, si è strappato il cappotto e la felpa. Giulia era la mia sorellina, ma era anche la mia sorella maggiore e Giulia mi diceva cosa dovevo fare quando non ero sicura e mi dava sempre ottimi consigli, che molto spesso non mi piacevano perché non erano quello che speravo di sentirmi dire, ma lei era onesta e dava ottimi consigli. Le notti d'estate andavamo in un parchetto vicino a casa e ci stendevamo sulla cesta di corda. Rimanevamo lì ad ondolarci piano, guardando le stelle, sentendoci infinite, con le viti che si conficcavano nella schiena perché forse eravamo un po' troppo grandi per quella cesta, ma a noi andava bene così. Ora Giulia, in quella cesta ci sto comoda, ma non è più bella senza di te, perché guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me e che continuerai a essere il mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato. Dal rumore al silenzio, alle bandiere a mezz'asta, ecco le immagini del lutto regionale. In ricordo di Giulia e di tutte coloro che hanno perso la vita, non una di meno, noi siamo una marea che mai si fermerà. Anche il porto di Venezia, unito per commemorare la nostra Giulia. È il giorno del lutto in Veneto e del rumore in memoria di Giulia Cecchettini. Facciamo rumore, facciamo sentire la nostra voce per Giulia e per tutte le altre ragazze che si trovano nella sua situazione, perché noi dobbiamo essere un punto di riferimento perché possano sempre sentire che qualcuno le può aiutare. C'è chi fa rumore come i portuali al Terminal Porto di Venezia e il Consiglio Comunale di Istrana e c'è chi ha scelto il silenzio. Un
Un minuto di silenzio anche in Consiglio regionale del Veneto, perché cessi la violenza e si sconfigga il male che semina dolore e ingiustizie insopportabili e ingiustificabili. Cittadini con il fiocco rosso e bandiere a mezz'asta fuori dai comuni. Lezioni mattutine cancellate all'Università di Padova, uffici comunali chiusi a Vigonovo, dove Giulia Cecchettin viveva. Molte le attività economiche che durante le esequie hanno concesso un momento di pausa. Ci siamo fermati per ricordare Giulia, una ragazza che voleva vivere e disegnare. Non è solo un momento di lutto, è anche una presa di coscienza per combattere la violenza di genere. Noi abbiamo collaborato per fare l'abbraccio che sbriciola la violenza, un pane intrecciato di colore arancione proprio contro la violenza, e lo diamo ai clienti perché vogliamo sia sostenere i centri antiviolenza, ma vogliamo aumentare la conoscenza del 1522, il numero da chiamare in caso di violenza e stalking. Anche nel capoluogo della Marca l'omaggio a Giulia, ma non tutti hanno raccolto l'appello del presidente Zaia. Bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, a Cassugana come il palazzo della prefettura. Nella fredda e piovosa giornata del lutto regionale, Treviso si stringe alla famiglia di Giulia nel momento dell'addio. Serrande parzialmente abbassate al centro commerciale Emisfero di Silea in segno di lutto. Nel capoluogo poche attività hanno accolto l'appello del governatore Zaia a sospendere l'attività per qualche momento in concomitanza con i funerali. L'ha fatto Luca Bonato, che alle 11 ha spento le luci e fermato l'attività della storica gastronomia in Viale Montegrappa. Sperando di sensibilizzare anche i concittadini, questa è una cosa che ci coinvolge tutti purtroppo, e speriamo che abbia un termine questi episodi. Molto dipende anche da noi, dai nostri atteggiamenti, dai nostri comportamenti e dai nostri pensieri. L'Ascom provinciale, affinché non si spengano i riflettori sulla tragedia dei femminicidi, sta organizzando una serie di eventi per porre l'accento sulle tematiche della parità di genere a partire dai luoghi di lavoro. Il discorso del papà di Giulia Cecchettin è di alto valore morale e civile e colpisce il cuore di tutti noi, riguarda le coscienze dell'intera società. Raccolgo la proposta del governatore Zaia perché sia inviato alle scuole, i docenti ne possano discutere con i loro studenti. Al papà di Giulia, oltre al mio personale cordoglio, rinnovo il mio impegno perché nelle scuole sia innalzato il livello di attenzione sulla violenza di genere, a partire dai corsi sull'educazione alle relazioni che abbiamo messo in campo, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, giornata di sciopero di protesta per medici e infermieri veneti che hanno manifestato a Venezia per denunciare lo stato di crisi della sanità pubblica. Un giorno di sciopero, un giorno in cui si ferma la sanità per non doverla fermare per sempre. La sanità si ferma oggi per non fermarsi per sempre. È un urlo d'allarme, una richiesta d'aiuto e un appello accorato alla politica, ma anche una chiamata ad una presa di coscienza collettiva dello stato di crisi in cui versa la sanità pubblica, quello che si leva da medici e infermieri veneti, dalla ULSS 7 Pedemontana alla ULSS 3 Serenissima, da Padova a Treviso, dalle montagne bellunesi alle pianure rodigine. Un intero settore si mobilita per far sentire la propria voce, manifestando a Venezia davanti al Palazzo Grandi Stazioni della Regione per poi spostarsi in prefettura. Il rispetto degli infermieri passa attraverso il rispetto economico, il rispetto normativo, il rispetto nella sicurezza dei luoghi di lavoro, dato che le aggressioni sono sempre più frequenti e sempre più importanti. Le sempre più frequenti aggressioni in corsia o al pronto soccorso sono causate, secondo infermieri e medici, anche dall'ansia e dall'esasperazione di pazienti che si sentono lasciati in balia di se stessi, trascurati da un personale sanitario che invece sta facendo i salti mortali per colmare le carenze di organico. Lo stipendio mediamente è sui 1.500-1.600 di stipendio, anche se si riesce a guadagnare facendo purtroppo un lavoro in più, che comunque noi la chiamiamo un lavoro di spremitura ulteriore del lavoro, quali lo straordinario, sono molto tassati, per cui lo stipendio rimane sempre basso. Secondo le prime stime, lo sciopero di medici e infermieri si attesterebbe in media attorno al 70%. Frustrazione e delusione sono fortissimi in entrambe le categorie.
promesse vane mai mantenute, carenza di personale, carenza di risorse economiche, tagli sulle pensioni, il personale che se ne va perché trova molto meglio lavorare nel privato. Noi continuiamo a lavorare e teniamo duro per il momento, ma siamo sempre più in difficoltà e questa la gente la deve sapere. Resta in gravi condizioni in ospedale a Treviso la ragazzina di 13 anni travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente poco prima delle 19 a Selva di Volpago del Montello. Alla guida della vettura un'anziana che si è fermata subito sul posto i carabinieri per accertare la dinamica e il SUEM che ha trasportato la 13enne d'urgenza in ospedale. C'è una bomba, la chiamata arriva ai carabinieri ma è un falso allarme, una 18enne nei guai. Mail e chiamate ai carabinieri. C'è una bomba oppure venite, c'è stata una rapina. Le pensava proprio tutte, aggressioni, spaccio, furti. Negli ultimi mesi aveva inviato svariate mail ai carabinieri segnalando il verificarsi di gravi reati nella zona di Castelfranco Veneto e in un caso addirittura la presenza di un ordigno. Tutti allarmi che si sono rivelati falsi. Immediata ovviamente le indagini da parte dei militari dell'Arma che in poco tempo sono risaliti all'autore delle mail. Si tratta di una ragazza appena maggiorenne. La 18enne studentessa della zona è stata sentita dai carabinieri ma non ha fornito particolari giustificazioni per le fantasiose segnalazioni fatte pervenire. La giovane ora rischia che a suo carico possa essere instaurato un procedimento penale per procurato allarme. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un'operazione ribattezzata Bosco di Carta, individuando a Casier 4 società cosiddette apri e chiudi attive nel commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria che dal 2016 al 2020 hanno omesso di dichiarare una base imponibile di 2,5 milioni di euro per un'evasione di imposta tra IRPEF e IVA pari a 1,3 milioni di euro. I 3 amministratori delle imprese, una 70enne, il cognato 65enne e un nipote 35enne, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica a vario titolo per i reati tributari di omessa e infedele dichiarazione. Ed ora siamo alla tua rubrica, Il tuo presepe. Vi ricordo che potete inviarci video delle vostre natività su WhatsApp al numero 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome, il vostro comune di residenza, se volete i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli assieme a tutti voi ogni giorno nel nostro telegiornale. E dunque il tuo presepe, questa sera vediamo le creazioni di Donatella e Danilo di Salgareda, Eugenia Amadio e famiglia di Cusignana di Giavara del Montello, Francesco Cambone e nonna Ornella di Piavondi Oderzo e Luigi Franchetto e famiglia di Quinto di Treviso. Gave to me a partridge in a pear tree.
gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 3rd day of Christmas my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. È iniziata poco dopo le 18 la cabina di regia sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nella riunione a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, è atteso un parere tecnico-politico del governo sulla sede della pista di bob, dopo che la Regione Piemonte e la città metropolitana di Torino hanno proposto il recupero di quello di Cesana. Domani è in programma in consiglio d'amministrazione della Fondazione Milano-Cortina. Ed ora la strage di Santo Stefano. Il pubblico ministero di Belluno Simone Marcone ha chiesto al giudice l'incidente probatorio, l'ultimo esame dopo l'esperimento giudiziale dello scorso ottobre in via Udine per cristallizzare la perizia psichiatrica su Angelica Utter, la 32enne accusata di omicidio stradale plurimo. L'indagine psichiatrica ha stabilito che la Utter è capace di intendere e di volere, e con l'incidente probatorio a cui saranno ammesse accuse e difesa il magistrato intende formare una nuova prova già durante le indagini preliminari. Entro la fine di dicembre è assai probabile che la Utter sarà raggiunta in carcere dall'avviso di garanzia che prolungherà i tempi della carcerazione preventiva. La 32enne tedesca si trova reclusa alla Giudecca dalla stessa sera dell'incidente lo scorso 6 luglio, nel quale morirono Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco Antoniello di 47 e la nonna Maria Grazia Zuine di 64 anni. EssilorLuxottica rivoluziona l'organizzazione del lavoro e nelle fabbriche arrivano le settimane corte. L'accordo siglato con le parti sindacali giovedì scorso e che sta alimentando un dibattito acceso sarà presentato ai lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno prima di Natale. Chi è felice lavora meglio, lo sosteneva Leonardo Del Vecchio. Il suo, più che un motto, era un vero e proprio stile di vita applicato nelle aziende del gruppo EssilorLuxottica, fra i primi a siglare con i sindacati piattaforme di welfare lungimiranti. Oltre all'innalzamento costante della qualità dei propri prodotti, EssilorLuxottica ha investito sulla professionalità dei propri dipendenti, il cui impegno è la chiave di volta della storia di successo iniziata da Del Vecchio e che oggi il nuovo management vuole che continui. L'accordo sottoscritto lo scorso 30 novembre fra il gruppo e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali è destinato a regime ai quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo, e a far notizia è stata l'introduzione a partire dal prossimo 1 gennaio della settimana corta. Ci siamo arrivati perché da tempo come organizzazioni sindacali stiamo registrando un'esplosione del tema della conciliazione e un bisogno da parte delle persone di tempo libero, tempo di vita, quindi non solo conciliazione ma equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata. Un confronto durato quasi un anno, già attestato dagli impiegati del gruppo nei mesi di giugno e luglio. I dipendenti potranno godere di 20 giorni di ferie, 6 di permessi a cui si vanno ad aggiungere 20 venerdì liberi durante l'anno, corrispondenti a 20 settimane in cui si lavorerà fino al giovedì sera con retribuzione piena, adesione volontaria e una sperimentazione che interesserà subito 1.000 lavoratori. In 3 anni 8.000 e a regime i quasi 15.000 dipendenti delle fabbriche italiane. Ma, ed è questa la domanda insistente di queste ore, sarà tutto oro quel che luccica? L'azienda si prefigge l'obiettivo di ridurre l'assenteismo, che è uno dei temi che pesa sull'efficienza, e di aumentare efficienza e produttività. Quindi persone più contente, persone che quando lavorano sono concentrate sul loro lavoro e che poi hanno spazio e tempo di vita. Oltre al fatto di risultare un'azienda più attrattiva per i giovani, il nuovo integrativo permetterà la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 1.500 lavoratori all'interno del perimetro produttivo italiano. Viviamo in un territorio che soffre lo spopolamento e che ha un tema di calo demografico e l'attrattività di un'azienda e del territorio diventano fondamentali per il futuro.
Non c'è pace per la ex 203 a Gordina fra Listolade e Cencenighe. La notte scorsa una frane si è staccata dal costone di montagna che la sovrasta, scaricando massi enormi che hanno distrutto la carreggiata ed hanno finito la loro corsa nel torrente Cordevole. Divelti Gardarei, l'asfalto e barriere paramassi, tranciato un cavo dell'energia che nella notte ha causato un blackout nell'intera frazione di Listolade. Lo sguardo verso la montagna che vediamo nelle immagini di Mirko Mezzacasa di Radio Più lascia facilmente intuire che la situazione è particolarmente critica. I lavori di sistemazione della ex 203 che corre parallela alla galleria di Listolade erano stati eseguiti da Veneto Strade a cui ora spetta il compito della messa in sicurezza della strada sovente utilizzata come bypass della regionale 203. Non esiste alcuna emergenza lupo in Alpago, esiste piuttosto l'esigenza di informare con equilibrio e solidità scientifica amministratori, cittadini e allevatori sul ritorno naturale di questo affascinante e controverso predatore. A dirlo è l'associazione Io non ho paura del lupo, da anni impegnata anche in Veneto per favorire la conservazione del lupo e la sua coesistenza con le attività umane. Da spettatori a protagonisti nel dibattito aspro sulla presenza del lupo in provincia di Belluno, in special modo in Alpago, dove i sindaci la scorsa settimana all'ennesimo avvistamento di un branco in paese hanno invitato la popolazione a non uscire di casa alla sera, si inserisce l'associazione Io non ho paura del lupo, una rete di persone attive dalle Alpi agli Appennini, abitanti di piccoli paesi, pastori e contadini, legati a un'idea di territorio dove montagna e modernità sanno coesistere insieme. È necessario, afferma il vicepresidente Francesco Romito, avviare un percorso condiviso utile alla conoscenza dei grandi carnivori e poi intervenire sui sistemi di prevenzione anche se non rappresentano la ricetta perfetta. Sono degli strumenti di lavoro che consentono di mitigare il danno, naturalmente richiedono un aggravio di lavoro per gli allevatori che è un aggravio importante che deve essere considerato. In Alpago, spiega Romito, il lupo è presente stabilmente da almeno 3 anni. Questi animali occupano territori molto ampi e quello che sta accadendo è un fenomeno del tutto naturale che avviene da oltre 50 anni nel resto d'Italia e da circa 30 sulle Alpi. Di storie di prevenzione ce ne sono tantissime di grande successo e bisogna ripartire da quelle, smettendo di pensare al fatto che il lupo, come è arrivato, sparirà un domani. Il lupo è un animale che è tornato per rimanere e quindi bisogna anche ragionare su questo. E quindi basta alimentare le paure dei cittadini con la disinformazione e i proclami di dubbia efficacia, afferma l'associazione. E quindi il nostro invito è quello di rivolgersi agli enti, alle istituzioni che danno una mano a chi vuole mettere in opera dei mezzi di prevenzione. C'è un sacco di supporto da questo punto di vista. Speriamo insomma che anche in Alpago si lavori un po' di più sulla prevenzione, specialmente anche in quei contesti in cui ci sono pochi animali, in cui sicuramente rispetto ai grandi allevamenti è un po' più facile mettere in opera questi strumenti. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, soffiano venti di maestrale. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 dicembre. Sul Veneto il cielo si presenterà nuvoloso e coperto, specie al mattino. Con il passare delle ore, dunque, dal pomeriggio, non sono escluse anche delle parentesi maggiormente soleggiate. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso, possibili schiarite poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà anche in questo caso in prevalenza coperto, ma con occasionali schiarite soleggiate nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 7 all'incirca.
Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.